La morte dei fratellini Carmelo e Laura Mulone di 9 e 7 anni travolti dal fango nell'esplosione di un cosiddetto vulcanello nella riserva delle Macalube di Aragona è da addebitare alla responsabilità di quello che allora era l'ente gestore, Legambiente. Questa è la convinzione del giudice di Agrigento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Carlo V, ha condannato l'allora presidente di Legambiente Sicilia Domenico Fontana e l'operatore della riserva Daniele Gucciardo. 6 anni la pena per Fontana, l'accusa ne aveva chiesti 8 e 5 anni e 3 mesi per Gucciardo. Assolto invece il funzionario della regione Francesco Gendusa. Legambiente è stata condannata a pagare un risarcimento danni di 600.000 euro per ognuna delle parti civili. La morte dei due fratellini sconvolse l'Italia, era il 27 settembre 2014. I due bambini, insieme al papà, un carabiniere in servizio in un paese dell'Agrigentino, furono investiti in pieno dall'esplosione di uno dei vulcanelli. La colonna di fango ricadde sulla famigliola. Il padre, un uomo alto 2 metri, rimase sepolto fino al collo, ma si salvò. I due bambini vennero recuperati, lei presto, lui dopo ore, sotto diversi metri di fango. Secondo la Procura di Agrigento, l'ente gestore della riserva, cioè Legambiente, avrebbe dovuto approntare misure di sicurezza tali da inibire l'area pericolosa alle visite del pubblico, ipotesi ora accolta dal giudice. Sono soddisfatta che giustizia è stata fatta. Io, ripeto, non ce l'ho personalmente con il signor Fontana, con il signor Gucciardi, per me l'ho conosciuti ora in questa, però io ho promesso ai miei figli che giustizia deve essere fatta e così è stata fatta. Ringrazio gli avvocati e loro che ci seguono dal cielo, che sono 2 angeli in paradiso che ci seguono dal cielo. Però stiamo parlando dei miei figli, di 2 bambini che sono usciti ridendo, mamma vado a visitare il Macalube, e poi ripeto un'altra cosa, mia figlia ne ha sentito parlare a scuola perché questo posto è stato pubblicizzato al massimo. I miei figli non mi tornano più, nessuna sentenza me li può riportare in vita, però sono soddisfatta che giustizia doveva essere fatta e noi di genitori l'unica cosa che potevamo fare era questa, fargli giustizia. Prima metteteli in sicurezza, assicuratevi che il posto sia sicuro e poi fanno la pubblicità e gli fanno andare i turisti, gli fanno andare i bambini e gli fanno andare le famiglie, non così che hanno fatto un sacco di pubblicità, tutti ci andavano, ma un sacco di turisti, le parlo di un sacco di turisti ci andavano e i miei figli sono stati dei martiri che hanno dovuto pagare con la loro vita per chiudere ora questo maledetto posto, perché anche se ad Aragona, nel mio paese, io dico che è un maledetto posto, che i miei figli ci hanno lasciato la loro vita, io ci devo vivere ad Aragona sapendo che là a pochi metri da casa mia c'è questo maledetto posto che i miei figli hanno perso la vita là. Quindi sì, sono contenta che giustizia sia stata fatta, anche se i miei figli non ce l'ho più con me, io devo vivere con questo dolore.